No, I'm not a writer. E le puntine del mondo, art school, no, art school, cooking school, non so, una roba del genere volevo dire, no? Una roba figa comunque. Oggi presenta le piadine con punti 2. Cosa c'era? Ah sì, il wuster vegetariano con le melanzane, quello è il mio, e il tuo formaggio e melanzane, che schifo assieme. Direi che sono cotte, dai. Poi l'anno di San Mai, no, come che dici? Giorno di San Cazzo, 32 ottobre. Cos'è che mi hai trovato? Il giorno di San Mai lo metto. Comunque una cosa bella veramente, che è una soddisfazione che adesso posso rifarmi, è guardare gli altri e dire: senti che puzza da fumo che sai? Cioè, capisci? Me lo sono sentito dire per una vita e adesso effettivamente senti la puzza da fumo, cioè proprio puzza, cazzo. No, lo so, io la Vero Emmy che puzza? Io non sento fumi? La sento quando i miei colleghi guarda che- fumano. Cosa? Non ho Sì? appena fumato, sì. Però digli. Adesso noi. Che figata la pioggia in camper, veramente. Io spero di non abituarmi mai, bellissimo, guarda. È che adesso è anche smesso, prima stava venendo, l'hanno fatto apposta perché hanno detto: Yuri, tu devi fare il video, e adesso ti togliamo gli effetti speciali, ma era l'effetto speciale in ritardo. Invece, guarda, cioè, no parole. Cioè, è arrivato il pacchettino da Danny Gray, ho detto, beh, prima di provarlo devo ovviamente fargli il video. Super atomizzatore per la tromba elettronica e un casino di aromi, poi mi ha messo il cotone per rigenerare i cosi, no? Per rifare l'atomizzatore. Senti che linguaggio poco tecnico che uso. Maracuja, yeah, grande. Cos'è qua? Ah, il tabacco di Virginia. Nocciola, buono nocciola, mi piace tutti i gusti potazzati, no, pompelmo, mai provato. Che storiazze. Questo deve essere tipo un qualcosa tipo cioccolato, roba del genere, o quei misti, da provare. Porto il postino in motorino con sta piova. Wow, un altro ancora e un altro ancora, che robe, cioè, mi drogo di lusso. Wow, oh, grazie vecchio, veramente. Sì, sono sempre un po', cioè, non imbarazzato, no, ma tipo senza parole, no? Cioè, che resti un po' così. Wow, sta piovendo con il sole. Yuri, perché sei qua nel parcheggio? È perché sono attaccato al lavoro, pioveva, mi sono messo proprio attaccato. 7 metri di strada. Comunque, che devo farti vedere una roba. Guarda, occhio. Wow, guarda il tetto. Wow, sì, qui è tutto da, siccome anche si stacca, l'ho messo un po' storto, devo ristaccarlo tutto e attaccarlo bene, giusto, dritto col Bostik. Che belli che siamo col capotino, Beh dai, adesso il lavoro si è anche stabilizzato, diciamo, quindi non è più tanto stressante, quindi ci sta, dai, per il momento. L'unica cosa, il tempo, ragazzo. Tempo per andare in giro, io voglio andare in Slovenia. Ma è proprio un bel capotino, hai. Ah, che bello quel capotino, un bel capotino. La mia ombra, dov'è la mia ombra? Eccola qua la mia ombra. Ara che panorami wild. Ah no, aspetta. Vedi, so che può sembrarti una sciocchezza, per una cosa psicologica, no? Sempre per il discorso viverci in camper. Io vado malissimo a prendere ogni volta il canevaccio da sotto per asciugarmi le mani o altre cose, però contemporaneamente se lo attacco da qualche altra parte, cioè esteticamente non mi piace, è veramente una zingarata, ma una zingarata nel senso brutto del termine. E quindi vedi, io sono un po' così. Oh, ha ripreso a caricare appena adesso il pannello, perché vedi 13,4, perché ho usato un po' la pompa dell'acqua e era strapiene le batterie. Cioè, io i pannelli li monto lo stesso, non per il fabbisogno energetico durante le giornate di sole, che diciamo è più che sufficiente, quel mio pannellino incredibile, che è piccolino, però assurdo, è più che sufficiente. Ma sta roba mi serve, cioè sti pannelli aggiuntivi mi servono per le giornate di nuvolo, quando tieni il camper fermo. Poi io non so se i proprietari vecchi gli hanno montato come si dice, un alternatore maggiorato, perché anche quando corri un pochino o si ricarica in una maniera mostruosa.
incredibile. Sì, diciamo che il primo proprietario era un meccanico, mi hanno detto, no? E il secondo era il signore dove ho comprato io il camper, era l'ex comandante dei vigili del fuoco di Trieste, che anche lui ci ha fatto un po' di modifichette, eccetera, insomma. In questi giorni sto sbavando non poco per i mezzi quelli un po', non dico da deserto, quelli un po' wild, no? Cioè i 4x4 con i gommoni tappati, eccetera. Però si vede lì veramente andrei fuori dalla mia filosofia. Io sono alla ricerca della, non proprio la libertà, che credo nessuno può avere almeno fino a quando è su questa terra, però insomma di quell'equilibrio dove tu puoi goderti il tuo tempo. Cosa succede? Se io dovessi prendermi un mezzo del genere, primo finanziamento, ne trovi anche usati a 40.000 euro, ho visto, i bei cosi, monoscocca, il 4x4, sospensioni, preparati e tutto quanto, però finanziamento, punto uno. E quindi sei vincolato a o avere un lavoro fisso o a essere sempre in stress per dover coprire ogni mese la rata. Anche se uno lavora da full timer, lavora in giro, fa lavoretti, non c'entra. Tu comunque ogni mese devi coprire la rata, quindi hai capito? È uno stress continuo. Forse è meno stressante avere un lavoro fisso, inchiodato e mantenerti così il finanziamento, però nessuna delle due cose mi piace. E poi, sempre per il discorso libertà, c'è il fatto dei consumi, del bollo e dell'assicurazione. Cioè, io qua, ragazzo, per carità, consumi non è la smart, però vabbè, insomma, dai, con la mia Andina credo che abbia comunque dei buoni consumi questo camperino, un 1.9 turbo diesel. E il bollo io pago 30 euro all'anno. Questa è forse una cosa che non ti ho mai detto, ma magari sì, i camperisti queste cose le sapranno già, ma chi è fuori da questo mondo credo sia una cosa veramente molto interessante, anche solo per valutare l'idea di un camperino da 2-3 mila euro da prendersi per i fine settimana. Quindi 30 euro di bollo, mi riferisco ai camper vintage, i camper scarozzi come il mio, no? E 250 bomboloni di assicurazione all'anno. C'è chi ha pagato molto meno di me, però io per il momento non sono riuscito a trovare meno di 250 euro all'anno. Sì, sono comunque ottimi, pagavo 300 alla Smart, quindi insomma, hai capito. Adesso la Smart non ce l'ho più, non ho più la moto, non ho più niente, però vedi, sì, non è che voglio azzerare le spese, perché per carità spese ne avrei sempre. Però insomma, sai che più scendi a livello spese, più tranquillo stai, più ti godi la vita, o più puoi spendere in altre cose, o più puoi fare a meno di lavorare, insomma, di stare più lunghi periodi in vacanza, chiamiamola, no? Mi dirai, non hai bollette, non hai bollette. Beh, oddio, no, tieni conto, c'è il gas che ti alimenta il frigo, e la stufa, il boiler dell'acqua calda. Queste cose magari le avrò già dette in qualche puntata vecchia, però magari tu sei nuovo, sei appena arrivato, non le sai. Certo, i costi sono infinitamente più bassi di una casa. Io almeno la casa vecchia, per quanto riguarda solo il riscaldamento, l'alimentavo a pellet. E il pellet era in inverno minimo un sacco al giorno, che insomma erano 4 euro, 4,50 euro, no? Qua con 4 euro vai avanti un bel pezzo, insomma. Beh, guarda, alla fine, per quanto io sia completamente propenso al continuo cambio di idee, no? Sono rimasto sulla mia per quanto riguarda la soddisfazione, il comfort che ho con questo camper e gli eventuali desideri, le cose che mi mancano, no? Quindi sì, ritorniamo al discorso di prima. Allora, che mi manca, cioè, che mi può mancare l'acqua corrente, ma quello anche poco, dai, ho imparato a gestirmi le docce e tutto quanto, quindi poco l'acqua corrente, no? Il frigo grande, beh sì, perché a volte magari trovi le offerte al supermercato, oppure vuoi comprarti tanta roba, oppure roba che dopo non trovi, o non... Un frigo grande, col congelatore grande, per carità è ottimo questo qua, è anche un bel congelatore, però a casa avevo un mega frigo, avevo preso un frigone nuovo, sai, quelli spaziali, cazzo, è un'altra roba, però insomma, dai. E basta, cosa avevamo detto? No, a lavastoviglie, sì. Quella sì, ne sento spesso la mancanza. Forse la cosa che mi manca di più è la lavastoviglie, ecco. E che è anche strano, perché adesso io non lo so, perché mi ricordo quando abitavo da solo in Scozia,
E lì cioè, i piatti li lavavo subito dopo mangiato e metà magari appena tolto il cibo dai fornelli, no? Che era ancora caldo, allora approfitti la pentola, quelle cose là, gli dai almeno la sgrassata. E là, boh, usavo sempre pochissima roba, poi non capisco, sono andato a abitare, diciamo, una casa normale qui in Italia e lì il disastro, i pendoli e tutto quanto, ma avevo la lavastoviglie, quindi chi se ne frega. E qui in camper, insomma, non riesco a ritrovare quella formula scozzese, no? Che in 2 secondi sparecchiavi tutto e pulivi tutto e asciugavi tutto. Boh. Ah sì, lì usavano, non so se c'entra con la praticità, per lavare i piatti, no, in Scozia, forse anche qua in qualche località, avevano tipo una bazzinella di plastica da mettere dentro il lavandino, si riempiva di acqua calda e detersivo e si lasciavano lì, non ad ammollo, no, mettevi lì i piatti e i bicchieri sporchi, no, e li lavavi lì dentro sta acqua unica spazza, no? e, e poi alla fine, quando erano puliti e lavati, li sciacquavi e basta, e via.